c'è uno strumento pratico, molto operativo, che è questa nuova piattaforma. Questa piattaforma consente di monitorare in modo sistematico quelli che sono i comportamenti congrui e corretti per quanto riguarda il trattamento previdenziale e diciamo degli adempimenti del lavoro, dei lavoratori. Evidentemente questo consente anche di scoraggiare quelli che potessero essere opportunisticamente comportamenti che da parte di taluni che potessero attivare comportamenti competitivamente sleali. Nasce un nuovo strumento che mette in rete imprese e INPS, una piattaforma finalizzata alla trasparenza, condivisione e correttezza negli appalti, utile per selezionare gli operatori economici più seri e affidabili e restringere ancora di più le maglie dell'evasione contributiva e retributiva, come sta già avvenendo in Veneto. È proprio un'inversione di prospettiva. In questo caso viene realizzato uno strumento, questo strumento non è obbligatorio e quindi le imprese lo possono liberamente scegliere, ma utilizzando questo strumento le stesse imprese si renderanno conto che avranno un vantaggio immediato perché negli appalti, nelle filiere produttive ovviamente interviene l'obbligo solidale, quindi l'istituto può chiedere contributi al committente. Se il committente è a conoscenza, ha gli elementi utili immediatamente per intervenire con i soggetti con cui opera, chiaramente tutto il processo è virtuoso e ovviamente va a beneficio del sistema paese. Nei primi 10 mesi del 2023 l'attività di vigilanza ispettiva dell'INPS, Direzione Regionale Veneto, nel settore degli appalti ha fatto emergere oltre 26 milioni e mezzo di euro di evasione ed elusione della contribuzione obbligatoria e 9.511 lavoratori irregolari. Nel momento in cui un'azienda abbia una certificazione di regolarità su tutti i profili, a quel punto ovviamente il meccanismo della responsabilità solidale sarebbe più utile. Quindi ben vengano queste iniziative soprattutto per diffondere, perché purtroppo con la pandemia e con tutti quelli che sono stati i problemi ovviamente che si sono creati in Italia, questa piattaforma è conosciuta, ma noi dobbiamo farla conoscere ancora di più, soprattutto sul territorio.